per la divisione 5 ci servono i soliti 9 punti anche in questo caso. Proviamo a farci già la prima partita per andarci a prendere questi 9 punti. Cominciamo magari dai primi 3, sarebbe davvero bello. Bene ragazzi, l'ultima partita è stata davvero una partita complicatissima. La Turchia ha giocato veramente alla grande e noi abbiamo peccato parecchio di imprecisione, però alla fine ce la siamo portata a casa grazie a un calcio di rigore. Intanto ancora Manchester City-Napoli, entrambi di divisione 6 siamo. Manchester City-Napoli, vediamo i campioni d'Europa, in questo caso chi hanno? Vedo un Koundé, noi invece la grande maglia del maestro. Vedo un Koundé, schema di gioco, attenzione, tutti bene tranne il Ciuchi che per la seconda partita di fila inizierà dalla panchina, sempre a favore di Matteo Politano. Gli altri sono tutto ok, gli avversari giocano un 3-4-3, bello cattivo. Bene così, bisogna affrontare di nuovo i campioni d'Europa ragazzi e proveremo a mettercela tutta per portarci a casa i primi 3 punti della divisione 6. Sarebbe importante perché la scalata in questa stagione deve essere abbastanza vertiginosa rispetto alle altre volte. Siamo qui, siamo a Manchester, siamo qui, io sono qui e si parte. Vediamo il Manchester City oggi che dice, l'ultima volta ci ha detto bene. Attenzione, si gira la grande Osimhen, Anghissà, vede Politano prova ad entrare in area, Politano, la parata del portiere qui, Matteo Politano vicino al gol. Zielinski cerca Osimhen, Zielo, va da Osimhen, proviamo lo schema, prova a spizzarla, non arriva a nessun compagno la palla, però purtroppo poi il maestro e Kim danno la palla a Meret che rilancia a lungo, c'è Lobo che riesce ad appoggiare facile verso Zielinski, palla per il maestro che la ridà a Lobotka, dentro per Osimhen, Anghissà non riesce a girare per Politano che stava messa in una posizione davvero di favore. Attenzione Kim che deve chiudere perché dall'altro lato manca Mario Rui e becchiamo gol in contropiede. Becchiamo gol da Koller, contropiede micidiale del Manchester ragazzi, qui l'abbiamo proprio preso brutto. Rachmani dentro per Politano dentro per il capitano, attenzione il capitano, il cross di Di Lorenzo, cross sbagliato di Giannino Di Lorenzo, ripartono subito veloce, attenzione c'è Lobo su Koller, riesce a arrivare palla con Lobo, Anghissà ha provato a darla a Giannino ma errore di precisione, qui gran recupero palla, attenzione palla per Politano, Anghissà, Lobotka, brutta palla questa qui da Lobo e il maestro fortunatamente recupera palla e appoggia palla per Kvaratskhelia che dribbla, Kvaratskhelia, grandissimo dribbling di Kvara che se ne va, ha fatto una magia qui, Kvaratskhelia però a costare dalla 3/4, troppo sul portiere e arriva Thibaut Courtois. Attenzione Kim, grandissimo a contrasto qui, peccato che la perdiamo subito. Zielinski prova a chiudere ancora su Cancelo, ci fanno girare un po' a vuoto qui, ancora Cancelo e poi Meret ci mette una pezza e rilancia lungo Meret. Attenzione Osimhen per Kvara, attenzione, troppo lunga la devo dare a Kvara, non a Dosi, peccato. La gioca a sinistra. Attenzione, provano a farci andare ancora a vuoto col pressing, ma il maestro qui recupera palla. Kvaratskhelia appoggia ancora al maestro che gliela ridà subito Kvara, dentro per Zielinski, grandissimo scambio, si ferma un po' Kvara e però l'appoggia a Mario Rui che crossa in mezzo, arriva Osimhen, non ci riesce, Anghissà, palla troppo sul portiere, peccato qui, gestita non benissimo anche questa volta. Attenzione Kvaratskhelia, l'appoggia a Mario Rui,
prova ad andare dietro, ma errore spaventoso di Mario Rui. Kim, Lobo, che non l'ho dato a Mario perché Rachmani chiude su Coller. No, Lobo, cazzo. Il Giannino recupera palla e questa volta allarga verso Politano, troppo frettoloso Politano, ma break di Anghissà. Attenzione, Zielinski, Lobotka vede largo Kvaratskhelia liberissimo che deve solo correre. Kvaratskhelia prova il cross, calcio d'angolo per noi. Proviamo ad impensierirli da calcio d'angolo. Attenzione, Zielinski, cross, c'è Osimhen che prova ad appoggiarla per Kvaratskhelia. Non riusciamo qui. Attenzione, dobbiamo chiudere, c'è Coman sulla fascia. Attenzione, Kim, freddissimo qui e chiude alla grande. Poi palla per Zielinski che allarga subito per Kvaratskhelia che la ridà a Zielu. Attenzione, Zielu fermato, peccato qui. Ci abbiamo provato, prova a ripiegare Mario Rui. Lobotka, Rachmani, anticipo favoloso. Anghissà, stavolta va da Osimhen che appoggia Kvaratskhelia. Kvaratskhelia dentro per Zielinski, fermato dal difensore. Attenzione, Anghissà dentro per Osimhen. Qui veramente non siamo riusciti ad approfittare di un'occasione spaventosamente importante secondo me. Attenzione, dentro c'è Kim che chiude, poi Anghissà che va dentro da Osimhen per Zielinski che va a questo punto da Kvaratskhelia. Se ne va Kvara dentro Kvara, cross di Kvara, troppo sul portiere, ma perché? Rachmani prova a disturbare Coller, non ci riesce ma recupera palla il maestro. Kim, Mario Rui, Zielinski. Attenzione, rischiamo un po' qui in uscita e infatti perdiamo palla con un Lobotka che sta giocando davvero sottotono. Coman dentro, qui rischiamo di prendere il secondo. Lobotka troppo sottotono oggi, troppo sottotono. Meret prova a lanciare lungo, c'è Osimhen. Ok, Kim, gran recupero palla, c'è Lobotka va largo da Giannino Di Lorenzo che prova ad andare subito da Osimhen, sbaglia la scelta Osimhen. 1-0 al primo tempo, ragazzi, stiamo giocando davvero male, davvero male e siamo meritatamente in svantaggio anche solo di 1-0 perché siamo riusciti a tenere in parecchi casi. Lobotka appoggia verso Mario Rui dentro Zielinski, Mario Rui ancora, Kvaratskhelia appoggia per Zielinski, ancora Zielu per Kvaratskhelia che entra in area Kvara dentro per Politano. 1-1 subito. Fenomenale ingresso in area di Krzysztof Kvaratskhelia, fenomenale ingresso in area e Politano colpisce questa volta, arriva anche lui per lui il gol. Di Lorenzo recupera palla, Politano, Lobotka prova ad andare lungo da Kvaratskhelia, questa mi sembra una gran palla, Kvaratskhelia la mette giù, cross di Kvara, Osimhen, ma c'è anche Courtois che blocca. Prima ottima intuizione di Lobo stasera. Attenzione, il maestro su Coman, deve chiudere anche Zielu, riescono a chiudere in due, poi palla per Kvaratskhelia, che dribbla Kvaratskhelia, mamma mia che fenomeno, Kvaratskhelia, cross di Rabona, un po' esagerato, ma al solito. Attenzione, Lobotka, troppo largo, bisognava andare da Zielu, qui Di Lorenzo, riesce a recuperiamo palla con Politano che appoggia per Di Lorenzo sulla corsa, Di Lorenzo dentro per Anghissà, grandissima azione, Anghissà per Di Lorenzo, il cross in mezzo, Osimhen non riesce a chiudere in porta e non riusciamo nemmeno a recuperare fallo laterale perché recuperano palla. Attenzione, riescono ad andare in contropiede e Rachmani no, brutta. Mamma mia, Meret la blocca e riparte subito verso Osimhen che prova ad appoggiare, uscita
delittuosa qua, uscita scandalosa e senza senso. E poi Rachmani, Kim, proviamo a metterla fuori, ma siamo usciti davvero male. Ma Rachmani ci mette un'ulteriore pezza. E poi Politano cambia verso Kvaratskhelia, che prova ad appoggiare. Qui siamo molto confusi. Osimhen prova ad andare da Kvara, niente da fare. Prova a recuperare palla Osimhen, ma siamo sfortunati pure qui. Attenzione, break ancora di Anghissà per Osimhen. Dentro per Anghissà, che la dà Kvaratskhelia. Kvaratskhelia al giro, la parata di Courtois. Forse qui sono stato un po' precipitoso. Di Lorenzo prova a disturbare, non ci riesce. Kim deve chiudere su Koller, ci riesce qui. Rachmani prova a ripartire con Lobo che appoggia per Kim, che preferisce andare lungo. Osimhen che appoggia a Kvaratskhelia. Attenzione, Lobotka per Osimhen, dentro per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, niente da fare. Mario Rui vede Zielinski, prova ad andare dentro, ma fermati ancora dai difensori del City. Rachmani appoggia per Kim Min-jae, dentro per Zielinski che non riesce ad andare di prima qui verso Kvara, e poi Rachmani ancora, Lobotka. Di Lorenzo ha provato a pulire un pallone pericoloso ma non ci è riuscito. Adesso deve chiudere su Son. Di Lorenzo, chiusura fenomenale su Son. Poi palla per Anghissà che viene però anticipato e fa fallo. Commette fallo Zambo Anghissà. Stiamo pareggiando. Proviamo a buttarci un po' più in attacco qui perché la situazione si sta facendo greve. Attenzione Coman, Rachmani la mette fuori. La palla arriva ad Osimhen che è troppo lento a girarsi. Attenzione Kim, Meret, ok. Proviamo qualcosa di diverso per questi ultimi minuti, ragazzi, perché secondo me ci vuole. Lobo non sta giocando benissimo, però è il più in condizione rispetto agli altri. Zielinski è quello che secondo me sta facendo un po' peggio, quindi lo tolgo e metto il Ciolito Simeone, ragazzi, perché il Ciolito lo affianco a Osimhen per un 4-2-4 da spavento. Tolgo Politano, do freschezza con Giacomino Raspadori sulla fascia e chiaramente accentro un po' i due centrocampisti. Ce la rischiamo un po', ragazzi, ma proviamo a portarla a casa. Secondo me vale la pena provarci. Con questa doppia sostituzione mettiamo dentro il Ciolito e Jack Raspadori per provare a portarla a casa. Meret, rilancio di Meret, attenzione, Anghissà, errore di Anghissà qui, uscita di Lorenzo, deve chiudere su Son. Attenzione Di Lorenzo, recupera palla, attenzione per Rachmani, riesce ad andare lungo da il Ciolito che prova ad appoggiare, non ci riesce. Attenzione, break di Rachmani qui, palla per Lobo, attenzione Lobotka, largo da Kvaratskhelia che perde palla, sì, purtroppo perde palla e poi sporca la palla Kim qui. Rachmani va subito da Mario Rui, di prima verso Lobotka, la dà a Kvaratskhelia che cambia tutto verso il Ciolito. Attenzione Anghissà, allarga verso Giacomino Raspadori, fantastica palla di Anghissà. Raspadori, dribbling di Raspadori, il cross di Raspadori, c'è il Ciolito. Porca puttana, ragazzi, il Ciolito la stava per risolvere proprio il Ciolito. Attenzione, prova ad anticipare Di Lorenzo, ci riesce. Lobotka proprio per il capitano che si gira. Di Lorenzo la dà a Raspadori, l'appoggia di nuovo per il capitano, il caso di Lorenzo, Osimhen che non riesce a staccare Lobotka. Attenzione ancora Raspadori, recupera palla Anghissà, Lobotka, Raspadori, Lobotka, Ciolito dentro per Osimhen, non riesce. Riescono ad andare addirittura in contropiede con Coman loro, brutta palla persa qui. E poi non riusciamo a fare il break, stiamo rischiando di prenderlo. Di Lorenzo prova ad andare veloce,
Raspadori, perdiamo palla. Anghissà, prova ad andare dentro da Osimhen. Attenzione Osimhen, Osimhen dentro, il Ciolito. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Brutto pareggio. Però ci sta. Certamente abbiamo visto due Brutto buone pareggio. squadre molto ben organizzate. Eccoci qua. Brutto pareggio, peccato. È stata una partita estremamente equilibrata, estremamente.